Poco più di 500 vaccini somministrati in un giorno, tra il 13 e il 14 gennaio. Un dato molto basso, certamente caso isolato dopo circa una settimana in cui la Sardegna, dopo una partenza a rallentatore, era riuscita a risalire la classifica italiana delle regioni più virtuose per ciò che riguarda l'inoculazione dei vaccini. Ma combinando il dato all'arrivo dell'ultima tranche da 16.000 dosi Pfizer, la Sardegna riscende la classifica delle regioni italiane, finendo al 15° posto, dietro la Lombardia, con il 60% delle inoculazioni, cioè 19.994 sulle 33.330 dosi arrivate. Il ritardo è in parte giustificato dall'assessore regionale alla sanità Mario Niedu, che ha sempre dichiarato di voler tenere una scorta corrispondente a circa il 30% delle dosi consegnate per garantire il richiamo a chi già avesse ricevuto la prima inoculazione. E mentre in Sardegna sono in arrivo anche nuove dosi, questa volta del vaccino Moderna, l'Italia nella gara di velocità contro il Covid rimane al primo posto in Europa e sesto nel mondo per dosi iniettate, con 972.000 dosi registrate alla sera del 14 gennaio. Di queste, quasi 700.000 sono state inoculate agli operatori sanitari, che hanno la priorità in quanto ad alto rischio contagio e sempre a contatto con i pazienti. Ancora molto da fare invece sul fronte vaccinazione degli anziani residenti delle RSA. In tutta Italia solo a 72.000 tra loro è stata inoculata la prima dose. Inoltre, secondo il decreto legge approvato mercoledì sera, il governo ha dato il via libera a una piattaforma nazionale che aiuterà soprattutto le regioni meno virtuose a gestire le prenotazioni, registrazioni e certificazioni dei vaccini anti-Covid. La piattaforma, che sarà creata a titolo gratuito da una società a partecipazione pubblica, sarà gestita dal commissario per l'emergenza Covid Domenico Arcuri.